andare al cinema era anche una questione, c'era sempre una questione per tutto. Andiamo a vedere film, la fissazione per i film dell'orrore, ma picchi i film dell'orrore. Uno va al cinema, si vuole anche svariare, ma me il cinema a me scantare. I bei film che si vedevano al cinema, io non me lo posso dimenticare quando era Chionico, che c'erano questi film bellissimi di fantascienza, Superman, che era bello, L'Uomo Ragno. Che poi mi chiedevo sempre, mi dicevo a mio padre, ma picchi Superman ogni volta se ne la miele? Cioè, io non capivo perché i film di fantascienza sono tutti ambientati a New York, ma picchi? Ma un film di fantascienza a Palermo no? Che ne so, Superman, che invece ci danno un grattacielo all'auto, che so, arrivava a Palermo, che stava crollando il ponte della Vioreto, tu immagini Superman a Palermo che arriva Superman, boom, che cade un ponte, che tutti da lei, ciao, poi che secondo me a Palermo pure Superman ha stagnato, dopo 6 mesi capace caporillo, però chiamata a qualcuno, non è che posso solo tutto tempo io così. Che erano belli questi film. La fantascienza era fantascienza, la vedevi, la finzione si vedeva e quella finzione ti incoraggiava. Ora invece c'è questa realtà virtuale che ti fa paura. Avatar, il 3D, Avatar. Io sono andato a vedere Avatar, che mi ricordo seduto lì con l'occhiali solo, che pareva una battegia di mondello, a vedere chi si lanciavano pietre, sasse, poi che cadevano sopra, che lanciavano, io tutto il tempo che mi cansavo, tornavo a casa, ma come finivo, usso, che gli dai da a morire, mi cansavo, pigliavano a perché ti sentivi là dentro, ti stressavi ancora di più. Per non parlare di altri film, che ne so, di film di una certa fantascienza che Vedete, oggi come oggi, andare a vedere un film ti viene l'ansia. Un film di fantascienza, un film dell'orrore. Mi ricordo, almeno ai tempi miei c'erano film che avevano dei titoli pure particolari. Per esempio, Non aprite quella porta. Questa è la classica contraddizione tra titolo e azione dei personaggi. Non aprite, il titolo parlava chiaro, non aprite quella porta, e i personaggi che facevano rapevano la porta. Ma se tu stesso no, titolo non apre la porta. Infatti chi rapeva la porta c'era una cotellata, tutta l'accetta, arrivava tipo la moto elettrica, la sega elettrica, che tagliava e vivisezionava. La cosa tremenda, non aprite, pure film del titolo Un tranquillo weekend di paura. Ma che cazzo di titolo è? Come se domani faccio un film e lo intitolo Una magnifica giornata di merda, cioè, stessa cosa. I film dell'orrore mi hanno sempre terrorizzato. Horror, la stessa parola lo dice. Mi ricordo quando mi andai a vedere la versione integrale dell'Esorcista. Mamma mia! Io la prima versione non l'andai a vedere perché ero troppo piccolo. Quando poi fecero uscì la seconda volta la versione integrale, perciò io l'andai a vedere, tornavo a casa per 6 mesi, posso rimanere con mia madre. E la madre diceva, ma perché così era, non ce la facevo. Allora diceva, ma perché? Dice, che cosa c'è? Perché vorrei rimanere con me? E ci mandava a mia madre, ci ho visto l'Esorcista, ci mandava a mia madre. Mia madre andò a vedere l'Esorcista, ho notato no, per 6 mesi andavo solo a rimanere con me. E adesso ci pigliò male, cioè se io stavo male con lo stomaco, mi veniva da vomitare, non è che chiamavo il dottore, chiamavo Parrino. Mamma, mi dice, chiamavo il dottore, cioè, hai vomitato a parda, e certo, mangiamo piede. Non è che... Poi andai a vedere, mi ricordo quando vedevamo dei film che veramente ti facevano paura. L'ultimo film dell'orrore che sono andato a vedere perché mi è stato imposto è un film che è uscito, non lo so, 10-15 anni fa, insomma, Paranormal Activity, che racconta la storia di una coppia che vanno a vivere in una casa che pare sia infestata dai fantasmi, dagli spiriti. Loro, nonostante tutto, ci vanno, increduli di questa, diceria, si mettono la prima notte per vedere realmente se c'è qualcosa di strano, cosa fanno, montano, siccome lui è un filmmaker, monta la telecamera ai piedi del letto durante la notte per vedere se, mentre chi si dormivano, succedevano cose strane. Praticamente l'indomani
Chi si sveglia, piglia la telecamera, l'attacca alla televisore per vedere tutto quello che aveva ripreso, girato, e si accorge che di fatto succedono cose strane. Cosa fa questo? L'indomani rimonta la telecamera per rivedere se succedevano cose strane. Ecco, ne ha minchiata. Se già l'hai visto la prima volta e ti sei reso conto che ci sono cose strane, una montagna alla staremo tanto che ci tenaghi, ti metti i scarpe e stai a correre a 3000, ma stai scherzando? Infatti poi muore, certo, perché io pure lo spirito mi chiamava che fa da ammazzare io. Io mi scantavo un po', mentre questo film restavo terrorizzato, io un po' da mi ricordo che tornai a casa che ero così, che camminavo con le chiavi nella macchina, cicara la macchina come moglie, amore, che metto polera, era così alle spalle. Non mi posso dimenticare che la porta si aprì subito, la porta si è aperta subito, ma la lasciamo sempre così, senza mandate. E che fa, non le abbiamo mandate, le mandate? No. C'è la luce accesa in cucina. Amore, ma la lasciamo sempre accesa. E perché? Per i ladri. Giusto, questo è un truppe che giustamente già insomma, ci mettiamo a letto. Mia moglie mi sfiora con il piede. Mia moglie morì perché il piede della donna è clinicamente morto, sempre agghiacciato. Finalmente ci corichiamo. Io sempre in tensione, Ida tranquilla, come se nulla fosse. Io finalmente messo lì a letto, che prendo sonno, mi sto rilassando, finalmente riesco a dormire e di notte senti un rumore inequivocabile. Sono sti cazzi bottigli plastica con salvezetta mai.